Eccoci, siamo sempre con la segretaria dell'FNPCIS del Veneto, stiamo parlando della bozza della legge di bilancio, luci e ombre, aspetti molto interessanti perché vanno a consolidare delle agevolazioni, dei tagli al cuneo fiscale, insomma delle situazioni importanti, altre che vanno ancora definite. Non è nulla di definitivo perché quello che stiamo dicendo speriamo che non si capovolga. Noi vigiliamo sempre esatto. Che almeno quello che abbiamo portato a casa non ce lo tocchi nessuno. Assolutamente. Poi ci sono due aspetti che a voi stanno particolarmente a cuore, ma stanno a cuore a tutti i cittadini, che è la sanità e il sociale. Sono due elementi strettamente legati alla qualità di vita delle persone, che siano pensionati oppure che siano cittadini, che lavorano. Sì. Allora, il Fondo Sanitario Nazionale è incrementato per il 2025, sembrerebbe. È incrementato di 1,3 miliardi, a cui si aggiunge il miliardo che era stato previsto ancora nella legge finanziaria dell'anno scorso. Arriviamo, come si vede lì, a 136 miliardi nel 2025. Sono pochi, sono tanti, su quelli cerchiamo di portare a casa anche un impegno su come investirli bene. C'è una programmazione all'interno del disegno di legge che arriva a un 140 miliardi nel 2026, questo permette anche di avere una visione di prospettiva. Il problema è capire come spendere bene queste risorse nel territorio. Io ogni tanto lo ricordo perché abbiamo sempre la memoria breve che sulla sanità ci sono stati dal 2010 al 2019 37 miliardi di tagli. E recuperare in tempi veloci un taglio così forte, così pregnante sulla sanità è chiaro che è difficile, quindi bisogna cercare un po' alla volta di ricostituire e ricostruire un percorso che in qualche maniera riporti la sanità ad un livello di garanzia per quanto riguarda la salute, così come che è previsto anche per la Costituzione. Cosa chiediamo noi? Chiediamo una particolare attenzione alla sanità territoriale, quindi anche tutto lo sviluppo non solo della telemedicina, ma il taglio delle liste di attesa. Chiediamo un forte impegno da parte della Regione quando andrà ad impegnare queste somme per quanto riguarda tutta la questione dell'accoglienza, della gestione della non autosufficienza e della rete di domiciliarietà e della rete delle RSA o delle case di riposo, perché questo ci chiedono i cittadini, ci chiedono i nostri pensionati. Il sostegno ai caregiver familiari, c'è un investimento nella legge di bilancio, ma è poco, non è sufficiente. Bisognerebbe avere anche una visione di un ulteriore supporto alle famiglie che si trovano in questa situazione. Bisognerebbe anche accelerare la legge nazionale che sta avendo un percorso per la definizione della figura dei caregiver, di questo ne abbiamo anche già parlato. Bisogna anche valorizzare il personale della sanità, perché noi dobbiamo anche tenere conto anche di questo. E quindi dare un po', è un brutto termine, però dare gambe alla legge 33, la legge sugli anziani, sulla non autosufficienza, perché lì ci sono non solo tutte le indicazioni per quanto riguarda la presa in carico della non autosufficienza e la domiciliarietà, ma c'è anche tutto quel percorso della prevenzione che ci aiuta a rimanere in salute, perché come diciamo spesso noi parliamo sempre di demografia, di popolazione che invecchia, ma non teniamo conto che l'impatto nelle finanze nazionali per quanto della sanità in futuro saranno veramente importanti, anche tutto il costo della sanità, e quindi più si è in salute, più si riesce a mettere in pratica una prevenzione di qualità, e meno poi si avrà bisogno del servizio pubblico. Quindi ecco, quello che abbiamo chiesto è un potenziamento in maniera specifica al governo, è un potenziamento delle risorse dedicate alla non autosufficienza. Quindi, ma però puntano sempre sulla residenzialità o anche su qualcosa di diverso che sia di supporto alla famiglia?
Beh, noi quando parliamo di non autosufficienza la vediamo sulle due direttive, quindi potenziare sia la domiciliarietà, che comunque è un po' il progetto legislativo del decreto, del disegno della legge delega 33, quindi supportare la domiciliarietà, perché non possiamo riempire l'Italia di case di riposo, quindi bisognerà anche cercare di creare la rete, di creare il supporto. Però comunque il tema della residenzialità e dell'accompagnamento da un punto di vista di risorse, qua c'è anche un grosso ruolo a livello regionale, sia del nostro sindacato da essere propositivi, sia anche da parte della regione, perché poi ognuno ci deve mettere del suo. Noi ricordiamo ancora alla regione due cose: la prima, che non ha ancora fatto un riordino per quanto riguarda la gestione delle case di riposo, stiamo ancora attenendo, aspettando la famosa riforma delle IPAB, e ricordando che siamo l'unica regione in Italia che non ha ancora provveduto a predisporre una legge regionale, e poi la famosa addizionale regionale. Quindi noi giustamente andiamo a chiedere ai tavoli nazionali più risorse sulla sanità, chiediamo che vengano ben spesi nel territorio, quindi anche un nostro compito da questo punto di vista, ma l'addizionale regionale sarebbe soprattutto sul sociale, linfa vitale in momenti così difficili, perché qualcuno faceva un calcolo ipotetico che si applicasse su redditi, stiamo parlando di redditi medio-alti, quindi non intaccano i redditi bassi. Perché sennò dopo, se c'è il taglio del cuneo fiscale da una parte, però dopo me la metti a livello regionale dall'altra. Era una percentuale, insomma, però insomma, era un impatto veramente molto limitato, ma avrebbe portato alle casse della regione 250 milioni di euro, che sarebbero stati molto utili in momenti come questi difficili per tutta la gestione del sociosanitario. Quindi ecco, più soldi da parte del nazionale, più investimento sulla non autosufficienza, stare attenti anche a presidiare tutta quella, l'abbiamo anche questo chiesto al tavolo con la Meloni, la piena realizzazione del PNRR missione 5 e missione 6, perché percentualmente la realizzazione del PNRR in Italia ha i livelli bassissimi rispetto al resto dell'Europa. Ogni tanto ricordiamo che mentre la missione 6, PNRR, missione 6 riguarda quasi esclusivamente strutture, edifici, infatti, la missione 5 invece riguarda anche servizi sociali, e quindi è anche una rivoluzione importante. E quindi realizzare bene nel nostro territorio progetti, non perdere un solo euro di questi fondi europei, per noi è fondamentale, visto che poi in qualche maniera dove non li spendiamo noi, qualche altro paese europeo, insomma, una volta rimesse nel circolo risorse non utilizzate, le perdiamo. Quindi c'è anche quella nostra azione di prossimità, cioè noi che siamo vicini a chi ci governa, noi che siamo vicini ai diritti dei cittadini, dobbiamo essere anche lì bravi a vigilare, a monitorare e a stare attenti che le risorse vengano spese bene, perché quando sono poche noi non vogliamo perdere neanche un euro, però facciamo in modo che nemmeno a livello regionale si lasci scappare risorse così importanti. A proposito di enti, a proposito dei comuni, sì, anche lì c'è un altro aspetto, perché poi sappiamo che i comuni collaborano anche in modo stretto per il sociale, soprattutto per l'assistenza agli anziani, con voi, con il sindacato. Sono previsti dei tagli? Sì, che sono già stati lamentati? Purtroppo sì, questi li abbiamo fortemente contestati e abbiamo anche chiesto che da questo punto di vista si intervenga con modalità correttive. C'è il blocco del turnover, quindi la possibilità di sostituire il personale che va in pensione, e con una carenza media che abbiamo visto che riguarda i nostri comuni pari al 30%, quindi significa privare personale non solo che può essere anche di supporto e di aiuto nel garantire i servizi nel territorio,
però possiamo perdere anche figure professionali importanti per realizzare per esempio i progetti del PNRR, perché chiedono persone qualificate e chiedono anche investimenti anche sul personale. E poi c'è quel taglio alla spesa che impatta soprattutto sul sociale, di 80 milioni, fatta una simulazione per quanto riguarda il nostro Veneto, quindi questo non va assolutamente bene. Noi non possiamo mettere a rischio i servizi sociali, noi dobbiamo far sì che il governo riprenda in mano questa sua decisione e non effettui questi tagli, insomma, perché sarebbe ricaricare un'altra volta sui cittadini. Infatti, c'è una cosa su cui voi puntate sempre l'attenzione come parti sociali, che è importantissima, è tassare gli extra profitti, cercare di farlo, e poi il contrasto all'evasione fiscale. Allora, noi come soluzione per trovare risorse, cercate anche di proporre dove troviamo queste risorse. È quella di tagliare, cioè fare un controllo ed intervenire in maniera non solo di facciata sull'evasione fiscale. Insomma, io che mi ricordo negli ultimi 15 anni quei 90-100 miliardi, sempre quelli sono rimasti. Certo. Però teniamo conto che c'è anche la possibilità di tassare quelle che sono entrate straordinarie, che non dovrebbero riguardare, come si sta dicendo adesso, solo banche e assicurazioni. C'è tutta una platea di extra profitti straordinari che riguardano multinazionali anche nel settore della logistica, del digitale, dell'energia, della farmaceutica. Quindi nella modalità che da un punto di vista anche di norma è più sostenibile, chiamiamolo contributo di solidarietà, chiamiamolo intervento di qualsiasi tipo, però questi devono restituire al Paese Italia tutti questi profitti che hanno fatto in momenti di crisi, di difficoltà e anche di problemi legati al Covid. Quindi insomma è doveroso che il governo da questo punto di vista intervenga in maniera più incisiva, perché lì potrebbero determinarsi quelle risorse che potrebbero aiutarci già nel 2025 ad avere qualcosa in più da sostenere. Io dico sempre quello che ci riguarda soprattutto come noi, come anziani, come pensionati sociali, la sanità e il valore delle pensioni. Infatti questo è importantissimo, e comunque per fortuna però sembrerebbe dai dati che l'evasione fiscale sia stata più contrastata nell'ultimo anno rispetto al passato, quindi qualcosa si è ricavato in più. Sì. Poi bisogna vedere un'azione molto più importante. Io lì ragiono sempre di prossimità. I comuni hanno un ruolo, lo dico sempre, no? I comuni hanno un ruolo che può essere anche attivo nel recupero dell'evasione fiscale, perché c'è una norma che prevede che laddove loro riescano a recuperare con accertamento dell'Agenzia delle Entrate delle risorse certificate da evasione fiscale, il 50% di queste risorse rimane nella disponibilità dei comuni. E questa è una sfida che i comuni devono comunque cominciare. Ma forse non hanno il personale, non lo so, perché l'interesse ci sarebbe. È il limite della prossimità. La prossimità è un vantaggio da parte del cittadino, perché può chiedere conto, però è anche politicamente sconveniente. È anche potrebbe essere un ragionamento politico di prossimità. Certo. Io non devo disturbare nessuno. Allora comunque grazie segretaria di averci fatto questo quadro. Auspichiamo che non ci siano imprevisti, anzi che ci possa essere qualche cosa di migliorativo. Comunque grazie al vostro lavoro di controllo, di sorveglianza, di rendicontazione renderemo partire. E di richiesta continua e di incontro, per cui c'è anche questo che è molto molto importante e significativo. Voi state più tranquilli, più sereni, ci sono queste importanti azioni che vengono fatte, vi terremo aggiornati. Naturalmente per singoli casi, singole situazioni che spesso chiamate, vi informate, andate direttamente all'FNP CISL, chiedete tutte le informazioni, naturalmente prenotatevi un appuntamento in modo che avete un po' tutto il quadro di quel che vi riguarda direttamente come pensionati. Grazie segretaria di essere stati qui con noi. Grazie a voi. Grazie a voi di averci seguito e ci vediamo presto.